troviamo a Villa Italia, in via Fracalanza a Padova, ad un appuntamento importante, l'assemblea annuale dell'Ordine degli Ingegneri di Padova. Oggi più che mai importante mettere in sicurezza il territorio, questo ha affermato il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Giorgio Simioni. Ci deve dare l'occasione questo evento per cominciare a riflettere seriamente sul tema della sicurezza delle nostre strutture. Noi abbiamo un'analogia preoccupante con le strutture industriali che sono crollate in una zona come quella dell'Emilia, che è assolutamente analoga per caratteristiche sismiche alla nostra. L'analogia qual è? È che prima della riclassificazione del 2003 non era sismica, come noi non siamo sismici, non eravamo sismici. Dopo il 2003 loro sono diventati sismici allo stesso livello nostro, quindi voglio dire c'è la necessità veramente di riflettere in un territorio come il nostro, così densamente edificato, dove la presenza dell'industria con le sue strutture produttive è così presente, c'è effettivamente la necessità di investire sul tema della prevenzione, ma è altrettanto vero che non lo possiamo scaricare completamente questo argomento sulle spalle del singolo imprenditore e in effetti sarebbe non corretto. Con Confindustria siamo giunti ad una importante conclusione di ragionamenti, loro sostanzialmente sono al nostro fianco in questa ricerca di trovare delle soluzioni che finalmente consentano di dare inizio ad una cultura della prevenzione. Durante la consueta assemblea annuale aperta a tutti gli iscritti, un momento importante per fare il punto su un anno di attività, ma l'assemblea è anche l'occasione per un ringraziamento agli ingegneri che stanno prestando servizio volontario nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo e dall'alluvione del 2010 in Veneto. Da tempo ormai diciamo che la prevenzione è fondamentale per il nostro Paese, bisogna appunto approvare e mettere in atto un piano di sicurezza non solo sismico, quello sismico è l'ultimo problema che abbiamo con il sisma dell'Emilia. I dati ci dicono che negli ultimi 40 anni sono stati spesi 147 miliardi di euro per la ricostruzione, più di 3 miliardi e mezzo ogni anno. Se queste somme fossero state investite in prevenzione avremmo evitato dei morti, dei disastri e questa è la linea che noi proponiamo con forza. Insomma, la messa in sicurezza del territorio è una delle priorità ormai. Ma credo che intanto conti la consapevolezza che sono episodi che capitano, possono capitare, quindi la prevenzione è l'elemento fondamentale su cui lavorare. Ci siamo dimenticati per anni di questo, abbiamo pensato allo sviluppo, siamo cresciuti, bravo il Veneto, un modello straordinario che qualche volta ha dimenticato il territorio. Forse valeva la pena per lo sviluppo che abbiamo ottenuto, forse oggi è il momento in cui dobbiamo, non dico ripensare, ma riadattare noi stessi al momento. Crisi economica da un lato, il mondo che cambia, la responsabilità. L'Ordine degli Ingegneri può, assieme agli altri ordini, darci un contributo, diverso dal passato dove si chiedeva solo, ma in fatto costruttivo, cioè darci delle idee anche che costino poco, ma che ci consentono in qualche modo di pensare al Veneto del futuro, in cui ambiente, paesaggio, territorio siano in cima all'agenda. Noi abbiamo oggi un compito che credo sia fondamentale come istituzioni, che è quello di mettere in sicurezza il più possibile il patrimonio esistente, perché sappiamo che la messa in sicurezza costa meno che non intervenire a posteriori in termini non solo monetari ma soprattutto in termini di vite umane, perché se riusciamo a evitare qualche morto per questi eventi noi avremmo già fatto tantissimo. Come farlo? Sicuramente non possiamo pensare di utilizzare soldi pubblici per mettere a posto anche quelli che sono i fabbricati privati eccetera, però quando sono andato anche la settimana scorsa a Medolla a vedere capannoni, fabbricati eccetera che sono crollati, se noi vogliamo evitare questo dobbiamo dare un colpo di reni anche a livello normativo per defiscalizzare, per poter detrarre gli interventi che ogni imprenditore fa per mettere in sicurezza la propria attività produttiva, e come per i fabbricati da ristrutturare, che oggi c'è la possibilità di detrarre il 55% eccetera, queste detrazioni vanno portate anche ai privati che vogliono intervenire sui loro
loro fabbricati. Il tutto accompagnato da analisi sismiche, relazioni eccetera e dalla firma diciamo di un ingegnere che possa valutare la struttura, valutare quindi compiutamente quello che c'è da fare e mettere in sicurezza l'edificio una volta per tutte. Sicuramente l'emergenza terremoto, quella di cui oggi stiamo parlando, oggi dobbiamo costruire insieme, perché è una situazione straordinaria, inaspettata, che impatta in modo particolare con il nostro territorio. Come ha detto lei, possiamo fare però tesoro di quello che è stata l'esperienza che abbiamo maturato nell'ambito di un altro evento straordinario che è stata quello dell'alluvione, in cui con l'Ordine degli Ingegneri abbiamo realizzato quell'intervento sulle perizie, che abbiamo dato quel contributo a tutto il sistema economico delle imprese, accompagnandole nel momento della definizione di quello che era il valore del danno, eccetera. Oggi il problema è anche molto più di natura tecnica, quindi ci sono delle componenti un pochettino più complesse da valutare, ma credo che un percorso possiamo fare tranquillamente insieme ancora. E proprio a questo tema delle azioni da mettere in campo per mettere in sicurezza il territorio è dedicato il momento di confronto nella parte pubblica dell'Assemblea con il mondo delle istituzioni e delle categorie economiche. È un momento di raccolta tra tutti i nostri colleghi, insomma siamo 3.850, una comunità molto numerosa, quella dell'Ordine degli Ingegneri di Padova. Oggi sono dei momenti istituzionali che vanno annualmente riproposti, ma il messaggio che daremo adesso alle istituzioni sarà molto chiaro: mettete gli imprenditori nella condizione di poter avere delle forme di incentivo alla messa in sicurezza degli edifici e noi siamo pronti per iniziare ad operare. E questo perché, e non ne abbiamo parlato prima, la salvaguardia della vita in tutte le forme, naturalmente quella del lavoratore, quella dello studente all'interno di una scuola, quella di tutti noi quando siamo all'interno di un edificio pubblico o privato che sia, è una priorità, quindi più sicurezza vuol dire anche il rispetto della vita, della nostra vita. Nella parte rivolta alla premiazione del concorso rivolto alle scuole, la quinta edizione del concorso L'Ingegno lascia il segno, realizzato in collaborazione con la Fondazione Ingegneri Padova. Per la categoria singoli vincono il premio Andrea Bellotto dell'Istituto Marconi di Padova e il secondo va a Davide Gentilin del Girardi di Cittadella. Vincono invece il primo premio della categoria gruppi le classi quarta e quinta dell'Ipsia Bernardi di Padova, mentre il secondo premio è andato all'Istituto Boaga di Cadoneghe. Alla terza edizione Sicurezza sui luoghi di lavoro, il concorso di idee promosso dall'Ordine degli Ingegneri e INAIL, che vuole dare il contributo a rendere i luoghi di lavoro più sicuri. Per la categoria Industria vince il premio l'ingegner Stefano Troncone con l'elaborato protezione della saldatura applicata direttamente alla pistola della saldatrice. Durante l'assemblea c'è stata anche l'occasione per un ringraziamento corale ai volontari che hanno prestato servizio sui luoghi colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo e dell'alluvione 2010 in Veneto. Siamo grati ed orgogliosi, sottolinea il presidente Simioni, per lo sforzo compiuto dagli ingegneri padovani, sempre in prima linea per soccorrere chi ha bisogno, mettendo la propria professionalità a servizio del bene comune.